Caso profughi, altri 60 in arrivo a Jesolo nelle prossime ore. A Scorzè il sindaco ribadisce il suo no e attacca. Noi primi cittadini siamo sotto ricatto. Il parroco a sorpresa lo difende dalle accuse di razzismo. Benvenuti alla nuova edizione del telegiornale di Caso Profughi. Altri 60 immigrati in arrivo nelle prossime ore alla Croce Rossa di Jesolo. Nel frattempo fa discutere la presa di posizione del sindaco di Scorzè, che dice: se sarò obbligato a ospitare i rifugiati politici nel mio comune io mi dimetterò, e a sorpresa il parroco del comune, quindi di Scorzè, lo difende. Sentiamo. Sindaco, il suo non è un ricatto. Ma diciamo la verità, in realtà siamo noi a essere ricattati. Lui è Giovanni Battista Mestriner, primo cittadino di Scorzè dal giugno del 2009, che in una lettera al ministro Maroni e al prefetto Lamorgese ha minacciato di dimettersi qualora il suo comune venga obbligato ad accogliere i profughi. Non esiste assolutamente che a Scorzè noi accettiamo questi immigrati in questo modo. Nessun razzismo, assicura Mestriner, iscritto al PDL con un'esperienza anche nella DC. Il caso profughi sembra per lui quasi un pretesto, soprattutto per stanare il governo sulla politica dell'immigrazione, fino ad ora troppo contraddittoria. E poco gli importa che chi siede a Palazzo Chigi abbia i suoi stessi colori. Non può essere che si faccia una politica per ridurre o fermare l'immigrazione e poi si facciano provvedimenti come questi che non hanno alcun senso. Questo sindaco, nuova generazione, in un comune di quasi 20.000 abitanti con 1.400 immigrati, chiede ai vertici chiarezza e coerenza. Quando si va dagli elettori a dire prima il Veneto, non può essere che poi invece si tramuti in prima gli immigrati. E sotto certi punti di vista Mestriner raccoglie anche il plauso del parroco di Scorzè, che definisce l'accoglienza un valore imprescindibile. La sua Caritas assiste decine di famiglie, ma che nello stesso tempo apprezza anche le questioni poste dal primo cittadino. Io rispetto la posizione del sindaco, perché penso che proprio questo modo di procedere sia quello più opportuno in questa situazione. Basta slogan da gridare, basta soluzioni tampone. Anche secondo Don Giorgio è il momento che i politici diano al Paese un'idea di futuro, comunque la si pensi.